I numeri sono buoni, c'è oltre 110 milioni di euro di fatturato, un buon conguaglio, un buon prezzo del latte ai soci, magari anche il 2026 potesse essere così. È sotto il segno dell'ottimismo il bilancio 2025 della latteria di Soligo. A sottolinearlo il presidente Lorenzo Bruniera nel corso dell'assemblea dei soci, 130 tra Veneto e Friuli, che si è svolta all'auditorium di Farra di Soligo. Del resto dati come il più 12,14% di fatturato rispetto all'anno precedente, il margine operativo lordo salito di 2,5 milioni di euro e più che raddoppiato rispetto al 2024, descrivono una società cooperativa ben diversa rispetto a quella presa in mano da Bruniera nel 1999. Quando abbiamo fatto un'assemblea con una latteria che ormai era alla fine e che molti pensavano di vedere il cadavere della Soligo scendere lungo il fiume Soligo, trovarci qui oggi dopo 27 anni e con dei buoni bilanci e dei prodotti che sono perfetti, io credo che per me e per tutto il Consiglio di amministrazione e i soci sia sicuramente un qualcosa di importante. Come prodotti di punta, oltre al grana padano, all'asiago e al montasio, c'è la casatella trevigiana, prima DOP rilasciata ad un formaggio molle come la mozzarella prodotta nello stabilimento lungo il Soligo. Una cooperativa che punta molto anche sul latte OHT e alta qualità, con un aumento delle vendite di quasi il 20%. Torna l'utilizzo del burro, con vendite cresciute di quasi il 18%. Bene anche la panna, cresciuta di oltre il 10%. Questo si traduce in sostegno ai soci allevatori che hanno conferito quasi 900.000 ettolitri di latte, con una remunerazione media di 69 centesimi al litro, decisamente meglio dei 20 con i quali viene pagato il latte spot, che sta compromettendo il mercato. Un tema sul quale Bruniera chiama in causa tutti e non solo chi ci specula nella produzione di formaggi. Il prezzo sta diminuendo, si sta livellando sempre più verso il basso, credo che anche l'agricoltore abbia delle responsabilità su questo perché bisogna programmare le produzioni, non bisogna produrre e basta senza programmare. Non è facile parlare con alcuni produttori di questo, di programmare, dovremmo mettere dei paletti e sostanzialmente i consorzi di tutela fanno una programmazione di programmare per quanto riguarda grana padano, parmigiano reggiano, asiago e dovremmo dire quel latte ci serve per fare questo, quello che hai di più avrà sicuramente un altro prezzo perché è fuori mercato.